Friuli. Oggi andiamo, venerdì 27 ottobre, andiamo a San Vito di Fagagna e a conoscere un punto vendita un po' particolare. Andiamo da Acquarello, che è edicola ma è anche un alimentari, e soprattutto è anche un negozio di abiti alla moda nonché sartoria, e parleremo con Rita e Morris della loro attività e di come si sta appunto in paese. E questa settimana invece il settimanale Il Friuli dedica la copertina a un tema piuttosto caldo e sentito, lo Ius Soli. Allora il titolo è: Fratelli d'Italia, cari terzomondisti e anche voi cari xenofobi, le regole sulla cittadinanza e le strategie di politica migratoria sono una cosa seria. Questo è il titolo appunto del settimanale in edicola oggi. Focus poi all'interno del giornale è anche dedicato alle case di riposo e a come cambieranno le regole per accedervi e per la gestione appunto di queste strutture dedicate agli anziani. All'interno anche il Family Salute, con numerosi approfondimenti che interessano da vicino anche la salute dei più piccoli, perché si parla anche di zaini, di pesi e di scuola. E poi in allegato a questo numero anche il Green, che è il nostro periodico dedicato a temi ambientali. Allora in copertina una modella di Premariacco, seguace della dea Diana, una passione che vuole essere moderna, oltre le solite polemiche nel mondo della caccia. Il titolo è appunto La ragazza col fucile, perché questa bella ragazza, questa modella, è anche appunto una cacciatrice. Però abbiamo voluto raccontare anche l'altro aspetto del mondo degli animali, quindi abbiamo raccontato di un fotografo che va a caccia di animali, ma appunto armato di reflex, e quindi Gabriele Menis. E poi abbiamo dedicato spazio anche al rapporto tra animali e anziani, e animali anziani e proprietari, e sentendo appunto l'associazione L'Onlus Zampa su Zampa, e parlando delle tante emergenze e problematiche che riguardano in particolare l'abbandono dei gatti. Tutto questo ovviamente lo trovate nel numero in edicola questa settimana. Adesso ci mettiamo in marcia e andiamo invece a conoscere Rita e Morris da Acquarello. 26 anni fa Rita ha deciso di aprire un negozio di abbigliamento qui nel cuore di San Vito di Fagagna, in piazza. Com'è nata l'idea? E soprattutto non è solo un negozio, ma è anche qualcosa di più, e ce lo dici tu. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui innanzitutto. Questa era una mia passione da sempre, e quindi 26 anni fa ho deciso di aprire questo negozio che nasce come abbigliamento da subito, e in seguito si è trasformato appunto per le esigenze di quello che erano le vendite. È partito subito come piccole riparazioni. Dalle riparazioni siamo cresciuti e abbiamo pensato di ampliare, appunto iniziando a creare dei capi su misura di tutti i generi, per signore un po' più grandi e per ragazze un po' più giovani. E ad oggi facciamo tutte quelle che sono le riparazioni di tutti i tipi di tessuto, e facciamo anche abiti da sposa e tutto quello che è l'abbigliamento. 4 anni fa invece abbiamo rilevato l'edicola del paese, già esistente, e da lì non è solo appunto edicola, ma è edicola, cartoleria, pane, latte e vino, la quale la gestisce mio marito Morris, e quindi insieme, siccome è una gestione familiare, lavoriamo per la ben riuscita di questa attività, e anche per il gusto di farlo, perché per noi è una passione. Ci spostiamo di là e andiamo a conoscere Morris, e così vi presentiamo l'edicola, che è un'edicola insomma un po' speciale, con un surplus. Siamo qui con Morris, che da 4 anni ha iniziato questa avventura. Una porta rende comunicanti i due negozi, e quindi siamo praticamente all'interno dell'edicola Acquarello, che come vedete dalle immagini riprese da Martina è anche un alimentare. Allora, come è nata l'idea di tuffarsi in questa avventura, e che feedback c'è stato? Allora, devo dire la verità, l'idea è partita da mia moglie, che è una vera commerciante. Lei proprio è nata come commerciante da 18 anni, partita con la sua attività con il negozio di abbigliamento, con le varie peripezie. E parlando di peripezie, devo dire che anch'io, dopo
25 anni di lavoro come metalmeccanico in una serie di ditte, così, ho dovuto rimettermi in gioco, ho dovuto ricominciare, come dicevo, una nuova attività. E appunto, per fortuna che mia moglie ha questa indole appunto commerciale, ha trattato con i precedenti appunto titolari. 4 anni fa abbiamo incominciato questa nuova attività. Il paese mi ha accettato, devo dire, di buon grado. Mia moglie appunto mi ha affiancato, mi ha aiutato e un po' alla volta l'ho fatto mio, ecco. Quindi ha una buona maestra. Sì, un'ottima maestra direi, anzi tuttora se faccio degli errori mi sgrida come i bambini, no? Mi alzo puntualmente alle 5:10 ogni giorno per venire qua, per preparare le cose, per ricevere i giornali, perché c'è un prima e un dopo, c'è un prima dell'apertura e un dopo la chiusura, per i conteggi, per tutto. In funzione di questo chiaramente dobbiamo gestire anche la famiglia con 2 bambini, uno piccolo e uno più grande, possiamo dire nei ritagli di tempo, quindi è un bel impegno. Acquarello è anche appunto un laboratorio artigianale di sartoria, lei è il boss un po', mi è stato detto. E lo faccio volentieri, è una cosa che proprio ce l'ho nel sangue, quindi penso di dare il meglio, come fosse una cosa mia. Beh, insomma, direi che poi cucire degli abiti, confezionare degli abiti è più che mai una... Sì, sono sempre tuoi alla fine, no? Perché è una cosa che crei sempre diversa, sempre nuova, quindi è un tuo figlio, diciamo tra parentesi. Una creazione artistica. Sì, perfetto. Ma anche disegna i capi, cioè dà degli spunti. Ma sì, cerchiamo di guardare la persona e proporre lo stile che potrebbe essere il suo. L'importanza che riveste nei paesi questi piccoli servizi di edicola, questi piccoli artigiani, questi piccoli negozi, no? Che sono la vita base. Al mattino quanto è comodo trovare il latte, il pane sotto casa, no? A un prezzo accessibile, con la cortesia, dove ci si sente clienti, ci si sente a casa, no? Il rapporto umano qui veramente, alzarsi al mattino per dire, entrare nel piccolo negozio, sentire il buongiorno, ciao, come stai, eccetera, è vita, no? Si arriva al supermercato e si è dei numeri, no? C'è lì l'etichettatore, si prende il numero, si va, si prende, si esce, si incontrano 500 persone che non si sa neanche chi sono, no? E si va via. È un po' disumanizzante, diciamo, d'accordo, è utile, però sono queste le necessità, i servizi che realmente danno vita a un paese, no? Sono molto utili e dovrebbero essere addirittura aiutate a crescere, no? Non mettiamo in ampiezza, no? Ma in partecipazione. Che sono delle persone fantastiche, favolose, è come essere in famiglia, sia per l'edicola che per il negozio che è qua. È importante nei paesi che ci siano questi servizi. Tante cose, anche qui a San Vito abbiamo farmacia, abbiamo la banca, abbiamo la posta, abbiamo bar, abbiamo tante cose. Non andrei via da San Vito qua neanche per idea. Sono cresciuta qua e ormai rimango qua per sempre. A San Vito di Fagagna si sta bene, tant'è vero che io tanti anni fa, nel 2004, mi sono sposata, mi sono trasferita a Fiume Veneto e nel 2008 siamo ritornati a San Vito di Fagagna, portando anche l'attività che abbiamo io e la mia famiglia. Quindi se ho scelto di ritornare e poi, oltre come cittadino, ma anche di mettermi in gioco, poiché sono il vice sindaco del paese, vuol dire che San Vito di Fagagna ha i numeri per essere un buon paese. Le persone sono disponibili, si vive ancora in un clima di famiglia. Senta, lei ha lavorato anche all'estero, cosa ne pensa del discorso ius soli, dare la cittadinanza agli stranieri che nascono in Italia? Allora, Ha lavorato in Germania lei peraltro. sì. Allora, è una vergogna quello che succede in Italia, perché parlano tanto i politici, ma non meritano, sono solo capaci di... non dico niente. Anche un cliente illustre, oggi il primo cittadino, Michele Fabbro. Allora, proprio il Friuli dedica un approfondimento, una pagina a San Vito di Fagagna questa settimana. Quali sono gli obiettivi e le cose su cui state lavorando come amministrazione?
nei programmi, nelle idee, diciamo anche di quelle che erano poi quelle esposte in campagna elettorale, c'erano tante cose da poter fare e da voler fare. Poi ci si scontra con la dura realtà delle difficoltà, diciamo così, nella gestione, nella disponibilità degli uffici, del personale che è sempre carente. Quello che piacerebbe a me è lavorare per una viabilità ciclabile, riuscire a fare delle piste ciclabili, riuscire a dare la possibilità alle persone anche di muoversi con questi mezzi che veramente adesso si stanno, diciamo così, ripopolando, no? come sistema di trasporto. Purtroppo noi qui siamo attraversati da una strada regionale che è molto trafficata, quindi è molto pericolosa. Abbiamo dei supermercati qui vicino che sono a 2 chilometri e la gente si muove in macchina, ma proprio perché non ha la possibilità, non ha la viabilità per raggiungere questi luoghi anche a piedi o con la bicicletta. Allora, parte di una pista ciclabile è già stata costruita nel territorio di Fagagna, mancherebbe un trattino per raggiungere il territorio di San Vito e noi a questo punto ci agganceremo, vorremmo agganciarci appunto con una strada ciclabile che ci porta fino al centro del paese, quindi favorendo poi anche il collegamento del centro del paese con le nuove abitazioni che sono state costruite recentemente su un villaggio proprio al limite del confine col comune di Fagagna. Grazie per essere stati con noi. Edicola Friuli oggi a San Vito di Fagagna finisce qui. Grazie a Moris e Rita per l'accoglienza e soprattutto anche ai vostri clienti che sono stati molto partecipi. Grazie a voi per essere venuti a trovarci e di averci dato questa possibilità di farci conoscere. Sì, ringraziamo soprattutto anche i nostri compaesani, è un'opportunità bellissima per dare un po' di visibilità a noi, al paese e anche, diciamo, al Friuli in generale, per far vedere che esistiamo anche noi. Grazie. È stata una bella puntata, una bella giornata. Il prossimo appuntamento è a San Daniele e noi adesso ci facciamo un brindisi. Cin cin.